Parlando di Cadillac parliamo di una storia legata alla tradizione di una famiglia. Questa struttura nasce 50 anni fa dalla costruzione di un piccolo padiglione dove i miei suoceri hanno praticamente investito tutta la loro vita e negli anni si è sviluppata chiaramente andando anche a seguire quello che era diciamo, il flusso turistico che poi negli anni si è sviluppato nella vallata. Noi puntiamo molto a quello che è la sensorialità, quindi alla preparazione a vista di diversi prodotti, alla preparazione del piatto perché l'occhio è la prima cosa che mangia, secondo me, quindi quando tu hai un bel piatto preparato, anche se nel piatto c'è la tradizione, ci deve essere l'innovazione. Sicuramente la carne alla griglia, perché la griglia e la brace sono la nostra tradizione, però su tutto vince la tartare di carne cruda che viene preparata a vista, quindi di fronte all'ospite. Noi arriviamo con un carrello con tutti gli ingredienti, tutte le pietanze, le spezie, una carne eccezionale, molto delicata, poco grassa, che viene condita al momento di fronte all'ospite. Quindi l'ospite sceglie anche come vuole che sia preparata la sua tartare e questo vince perché è sensoriale. È una cosa da emozione, vedere il proprio piatto, essere preparato da chi nella tradizione del Cadillac è sicuramente la tartaraia per eccellenza. Io lavoro in questo posto da moltissimi anni. Ho imparato a fare la tartare, all'inizio rubando un po' con gli occhi. Dopodiché una delle ragazze che erano qua prima di me mi ha detto di provare. Ho provato facendo molto poco, in realtà mettevo pochissimi ingredienti. Piano piano gliela facevo assaggiare, ovviamente mettevo un piattino, la facevo assaggiare, aggiungevo quello che mi dicevano di aggiungere. Inizio con il rosso d'uovo e metto 2 gocce di limone. Dopodiché ci metto l'olio. Prima degli ingredienti io metto l'olio. L'olio fa come una piccola barriera, così aggiungendo ingredienti non vanno quelli sotto subito ad essere assorbiti, ma rimangono alla pari con gli altri. Aggiungo dei cetrioli, aggiungo una puntina di alici, queste mi danno un po' di sale, una puntina di paprika dolce, metto la senape. La senape e l'uovo sono dei collanti, nel senso che senza questa senape, senza l'uovo, la carne non si amalgama bene. Una volta lavorata tende ad aprirsi. Metto 2 gocce di olio all'aglio, metto un po' di prezzemolo e metto dei capperi. La cipolla nostrana, diciamo, che non ha tantissimo sapore, quindi non copre il gusto di tutti gli altri. Faccio un giro e mezzo di pepe e poi aggiungo il sale. Del tabasco, poche gocce. Aggiungo un po' di calvados, 2 gocce, che mi toglie il gusto della carne cruda. È un sapore questo. Quindi vado a lavorare il prodotto. A mano cerco di assemblare piano piano tutti quanti gli ingredienti, li passo più volte fino a quando non vedo che si sono amalgamati tutti bene. Come può sentire c'è già un profumo che esce. Poi prendo 2 cucchiai e faccio delle quenelle a cucchiaio. L'appoggio sul piatto. Gli ingredienti della tartare sono in tutto, saranno una quindicina fra spezie e così, mentre la battuta c'è soltanto sale, poi c'è un po' di limone e un filo d'olio. Ecco qua la tartare servita, poi noi serviamo la tartare con dei crostini caldi su un vassoio.
Quando si parla di tartare non ci si riferisce a una semplice porzione di carne battuta e condita, bensì a un piatto che richiude esperienza e precisione nel dosaggio dei suoi moltissimi ingredienti. Non è un mistero che al Cadillac in molti arrivino in cerca di questa esperienza culinaria, che ha un gusto sfizioso e ricco, come quello di un viaggio attraverso i segreti della vallata.